Bentrovati, nuovo consueto appuntamento con questo spazio dedicato ai diritti dei cittadini. Noi diciamo, stiamo vivendo tutti un momento molto difficile a causa del coronavirus. Oggi purtroppo dobbiamo registrare altri 2 decessi in Calabria proprio per Covid-19, quindi i decessi nella nostra regione salgono a 3. L'invito che noi, come le forze dell'ordine, gli esperti sanitari impegnati in prima linea nella lotta proprio contro questo virus, l'invito è sempre quello di rimanere a casa. Ecco, il contributo che possiamo dare è proprio questo, cioè rimanere a casa, non ci stancheremo mai di ripeterlo. Intanto però saluto il nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, che anche oggi è collegato, eccoci, via Skype, via telefono, avvocato, perché noi manteniamo le distanze ma comunque siamo vicini ai nostri telespettatori per dare come sempre preziosi consigli. Ben trovato, avvocato. Ben trovati a voi e naturalmente raccolgo e rimando l'invito naturalmente a tutti i telespettatori di rimanere a casa. Io personalmente questo è il 14° giorno di arresti domiciliari, però dobbiamo tutti quanti fare la nostra parte. Certo, è importantissimo e poi lo ricordiamo che ci si può spostare solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso la propria abitazione. Questo intanto, avvocato, lo facciamo vedere, è il nuovo modellino che bisogna esibire, insomma, dove si certificano la necessità di lasciare la propria abitazione per i motivi che prima vi ho detto. È un nuovo modellino perché adesso bisogna anche certificare e dichiarare di non essere sottoposti alla misura della quarantena e quindi insomma si aggiunge questa voce al modello che vi avevo fatto vedere la scorsa settimana. Ovviamente anche dopo l'entrata in vigore di questo nuovo modellino che dobbiamo portare con noi, anche se ci spostiamo a piedi, insomma sono state diverse le domande che ci sono arrivate. Insomma, chi ad esempio, avvocato, non riesce a scaricare questo modellino ha pensato bene di scaricarlo, diciamo, sul telefonino ed esibirlo in questo modo agli operatori delle forze dell'ordine che effettuano quotidianamente i controlli nelle nostre città, e per questo davvero li ringraziamo. Allora, non va bene, insomma, mostrare questo file dal telefonino, avvocato, spieghiamo anche il perché. Allora, le modalità sono sostanzialmente sono 2, e cioè la modalità cartacea. Chi ha la possibilità carica da internet e stampa il modellino nella nuova versione, lo sottoscrive e se lo porta dietro. Voglio ricordare che la novità, che l'autodichiarazione che chi esce non è in quarantena, naturalmente perché è un aggravante. Ricordiamo che questo modellino è una autocertificazione. L'autocertificazione naturalmente, nell'eventualità che si diano informazioni o dichiarazioni mendaci, si è sottoposti a delle sanzioni sia di carattere civile che soprattutto di carattere penale. Un aggravante è colui che si trova a circolare e va a dichiarare che invece non è sottoposto a quarantena. Questo perché lo diciamo e avvertiamo naturalmente tutti i telespettatori. Nel momento in cui si fa l'autocertificazione, quindi in modo classico si stampa l'autocertificazione, la si sottoscrive e si scrive il motivo per cui si è fuori dall'abitazione, non finisce lì, perché le forze dell'ordine, anche seduta stante, possono andare a controllare la veridicità di quello che si dichiara. Per cui se noi andiamo a dichiarare che ci stiamo recando in un determinato posto, che ricordiamo lavoro, cioè motivi indifferibili di lavoro, di salute,
per andare a fare diciamo, acquisti di generi alimentari e magari diamo un'indicazione errata, seduta stante le forze dell'ordine possono andare a controllare se effettivamente vi state recando al lavoro, vi state recando dal medico curante, vi state recando a fare la spesa, insomma ci sono questa serie di controlli e quindi questo è il modellino che bisogna diciamo sottoscrivere. Chi non ha la possibilità di accedere a internet, naturalmente avere scaricato sullo smartphone, sul telefonino, l'autocertificazione praticamente è il nulla, non peraltro perché dallo smartphone, tranne che qualcuno sia molto bravo in informatica, non riesce a firmarlo né riesce a scrivere sullo smartphone, tranne che con artifici, ma diciamo che non è il canale giusto, quindi solamente su cartaceo. Quando si viene fermati dalle forze dell'ordine per avere indicazioni del perché non ci troviamo nel nostro domicilio, possiamo fornire seduta stante, quindi nell'immediato, alla pattuglia che ci ferma e lì possiamo sottoscrivere davanti alla pattuglia l'autocertificazione. Voglio ricordare che chi fa dei lavori deve fare delle consegne oppure c'ha dei lavori diciamo standard per cui il rappresentante che sa già dove andare può questo modellino scaricarlo, sottoscriverlo e scansionarlo e può mandare via PEC alle forze dell'ordine già diciamo questo modellino sapendo giorno per giorno dove si va a recare, per cui quello può fare una foto e può mantenerlo, però con la ricevuta di spedizione in PEC presso il comando provinciale dei carabinieri della polizia. Cioè questo è un modo per agevolare, perché magari uno l'autocertificazione cartacea la può perdere se entra ed esce molte volte dalla macchina, insomma. Quindi questi ci sono altri canali per informare le forze dell'ordine. Sicuramente chi deve uscire e non vuole avere diciamo, questo tipo di problematica può dichiararlo davanti alla pattuglia, ma se può stamparlo se lo tiene in tasca e al momento in modo per non far perdere tempo a nessuno. Diciamo. Perfetto, intanto avvocato abbiamo già una telefonata, pronto? Pronto? Vi volevo chiedere una cosa, io stavo leggendo su internet, no? Che le bollette di energia elettrica, gas e via dicendo, non è che sono state bloccate per tutta Italia, molto probabilmente la Calabria no. Ora, se io mi reco ad andare a pagare una bolletta alla posta, perché le poste anche se fanno entrare una volta sono aperte, no? Sì. Non vorrei che mi fermano prima e mi multano perché io sto andando a pagare l'energia elettrica. Allora, paura di una multa per pagare una bolletta, insomma... No, dico, mentre le bollette in tutta Italia sono state, diciamo nelle zone rosse tipo la Lombardia, sì. sono state bloccate, no? Qui da noi sembrerebbe che le dobbiamo andare a pagare, andandolo a pagare, e cioè siccome lì in Bellenza si dice soltanto per andare a fare la spesa, o per andare in farmacia per esempio, la bolletta elettrica se tu mi fermi, cioè mi multi perché sto andando alla posta a pagare la bolletta. Allora, avvocato, queste bollette... Cioè, la legge, se siamo zona rossa, doveva riguardare tutta l'Italia per quanto riguarda il blocco delle bollette. Certo, Mi anche spiego? perché E la questa zona... è l'osservazione che io faccio. Certo. Arrivederci. Grazie per la telefonata. Allora, avvocato, come possiamo rispondere a questo nostro telespettatore? Allora, per quanto riguarda tutte le bollette che riguardano i contratti di somministrazione, cioè le forniture di luce, acqua, gas, in tutta Italia è sospesa, diciamo, il distacco per eventuale morosità. Ci sono dei distinguo, per esempio per quanto riguarda il gas bisogna essere sotto i 200 metri cubi l'anno, per quanto riguarda l'elettricità bisogna avere un contratto base, cioè 3,5 kW, mentre gli altri non sono esenti. Premesso ciò, quindi che c'è comunque per queste fasce di popolazione in questo periodo non si incorre in nessun pericolo di distacco, il pagamento quando non si può fare diversamente va fatto diciamo o all'ufficio postale o presso
diciamo, ci sono i tabacchi che sono autorizzati, diciamo, con la lottomatica ad avere il pagamento. In questo caso qui, quando si va con la fattura, con la bolletta che è in scadenza, certamente con l'autodichiarazione si dichiara che dalla propria abitazione si va presto, cioè quello che si... Non è questo il problema è che l'allarme di questi giorni è che uno, con la scusa di andare a comprare un pacchetto di sigarette, praticamente circola 2 ore per la città. Questo è quello inammissibile. Sto ripetendo, le forniture che sono in scadenza, onde evitare morosità, se si tratta di persone che non sono soggette alle agevolazioni, e cioè sia per, ripeto, che fa sempre bene, i 200 metri cubi per quanto riguarda il gas e i 3,5 kilowatt per quanto riguarda l'energia elettrica. Questi soggetti, questi nuclei familiari, questi contatori non sono soggetti al distacco fino a quando c'è questa crisi, diciamo, sanitaria, questa emergenza sanitaria. Per tutti gli altri, se si è in scadenza di bollette, quindi di pagamento, si può accedere quindi a pagare, però bisogna naturalmente andare a indicare dove si va a pagare. Ecco, non si può circolare per il comune di residenza con la scusa che si deve pagare una fattura. Questo si vuole scongiurare. Certo, ecco. quindi se uno va alla posta Però, per pagare una bolletta non c'è nessuna sanzione, chiaramente, c'è insomma la sanzione se si gira, ecco. Ma certo, per pagare una bolletta non c'è una sanzione, però se c'è una parte di città che notoriamente non c'ha la lottomatica e si circola, ovviamente lì ecco, è passibile di sanzione. Bisogna stare molto accorti, molto attenti. Ecco. Certo, bisogna rispettare insomma il decreto, tra l'altro molti comuni si sono proprio blindati, ecco, per impedire che la gente poi se ne vada in giro così. Abbiamo intanto un'altra telefonata, pronto? Pronto, sì, vorrei parlare con l'avvocato. Sì, l'avvocato la ascolta, da dove ci chiama? Io chiamo da Montalto. Da Montalto. Senti, io chiamo per una bolletta del telefono. Che ho disdetto con una raccomandata nel mese di ottobre. Mi mandano da pagare novembre e dicembre ancora, mentre il telefono era già staccato. Senti, io a dicembre non è che avevo il telefono, quello di novembre l'ho pagato già la bolletta, mi mandano 2 mesi da pagare, adesso novembre e dicembre, più 30 euro di disdetta, quando io ne ho pagato 15.000 50 anni fa, quando l'ho attaccato questo telefono, adesso mi voltano 7 euro e devo pagare 30 per togliermelo. Allora, È 2 mesi che non ho avuto il telefono, non ho avuto la linea, la devo pagare pure, giusto? Grazie. a dicembre lei non aveva più la linea telefonica, aveva fatto già la disdetta. No, non l'avevo a dicembre, no. Però le è arrivata la richiesta di pagamento per dicembre. Sì, 60 euro mi hanno mandato, mentre io pagavo 18 euro al mese sulle telefonate che facevo, quindi mi hanno mandato 62 euro adesso da pagare. Io l'ho disdetta perché non la potevo pagare più le bollette. Adesso mi arriva una da 62 con aver pagato. Certo, allora avvocato, cosa possiamo fare in questo caso? Allora, molto semplicemente, prima vedere che cosa prevede il vostro contratto. In linea generale vi posso dire questo: se voi andate a tutti i contratti di somministrazione, tra cui rientrano anche naturalmente i contratti di telefonia, quando uno disdice la linea, incomincia a decorrere dal bimestre successivo, per cui il bimestre successivo purtroppo deve essere pagato. Per cui queste sono le condizioni generali, perché se siamo in scadenza di bimestre e mandiamo la disdetta, l'operatore non ha materialmente, diciamo, il tempo di scollegare il servizio, per cui è previsto che praticamente il periodo successivo è soggetto a pagamento. Detto ciò, bisogna anche dire al telespettatore, in modo che lo sappiano tutti, che quando si va a disdire un servizio telefonico, in questo caso proprio la linea telefonica,
bisogna adottare esattamente le modalità che il gestore con cui siamo allacciati prescrive. Per cui se il gestore che avete voi prescrive che per la disdetta bisogna usare un modello che si trova sul sito, si trova con tutte le modalità che ivi sono indicate, bisogna seguire quelle modalità, altrimenti poi ci sono problemi per la procedibilità, per la correttezza della disdetta, perché bisogna usare determinate formalità. Voglio comunque tranquillizzare che, a parte la formalità, ormai anche noi ci troviamo quotidianamente a dover interessare l'autorità garante per le telecomunicazioni, che è un servizio su piattaforma digitale che funziona benissimo, in cui tutte queste controversie, perché queste controversie? Perché naturalmente uno, se ha alla disdetta presso l'operatore anche vocale, oppure manda una raccomandata, o manda un fax, o manda le mail, naturalmente sappiamo benissimo che non è che uno per disdire una linea si deve rivolgere a un avvocato o a un consulente per redigerla secondo i termini di legge. L'importante è manifestare la volontà che non si vuole più usufruire di quel servizio. Per cui chi deve disdire lo faccia nei modi e termini con cui il gestore vuole, ma se anche c'è qualche irregolarità, sappiate che comunque ci sono queste forme stragiudiziali, in particolare l'autorità garante per le telecomunicazioni, che funziona benissimo e quindi si risolvono in quella sede telematicamente queste controversie fra il cittadino e il gestore. Bene, non so se abbiamo una telefonata, perché volevo affrontare con lei, avvocato, un po' di queste misure che sono contenute nel decreto Cura Italia. Ne parleremo tra poco perché abbiamo un nostro telespettatore, una nostra telespettatrice in linea. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buon Salve. pomeriggio. Da dove ci chiama? Io chiamo da Milano. Da Milano, benvenuta. Senta, il mio problema non riguarda il coronavirus. Posso rivolgermi comunque all'avvocato? Certo, certo signora. Allora, il quesito è questo. Io ho firmato una proposta di acquisto presso un'agenzia per una villetta a Stiera. Sì. Successivamente ci siamo accorti che in cantina, qui le cantine sono tutte taverne, c'era un pozzetto. Abbiamo chiesto spiegazioni alla proprietaria, ci è stato detto che quella era la sua cassaforte. Al momento ci siamo fidati, ma poi siamo andati a fare un sopralluogo con una ripresa fatta da telefonino. E ci siamo accorti che in questo pozzetto arrivava un tubo, non si sa, un tubo di 10 centimetri di diametro, non si sa la provenienza, da dove partiva, si vedeva solo questo tubo. Abbiamo chiesto ulteriori spiegazioni e ci è stata mandata una perizia tecnica con dei forse e dei ma, forse è stata fatta una parete per evitare l'umidità, visto che la cantina è interrata, e a questa parete è stato praticamente collegato questo tubo che dovrebbe far scolare l'acqua nel terreno sottostante. Quindi si viene a creare una specie di piscina col passare degli anni tra le fondamenta della casa. Certo. Ora, io vorrei sapere, siccome questa villetta io non voglio acquistarla più in queste condizioni, non sono stata messa al corrente prima di questa cosa, l'ho scoperta dopo, il compromesso è stato firmato, i primi di febbraio, l'ho scoperto dopo un 15-20 giorni, la proposta, scusate, non ho ancora firmato il compromesso. Alla luce di tutto questo, io non voglio più acquistare la casa perché per me è un vizio occulto. Ho mandato la lettera all'agenzia che non vado a firmare il compromesso, prima tutto per il coronavirus, perché siamo tutti bloccati in casa. Beh, certo. Ma sicuramente non lo farò nemmeno in seguito, perché con una figlia allergica alla muffa non posso certo avere un pozzo in casa. Se
è un pozzo del genere? Perché io ho anche paura che sia il pozzo di sfiato delle acque nere. Come mi consiglia l'avvocato di comportarmi? Perché già l'agenzia mi ha spedito una lettera dove si ribadisce che quello che ha detto il tecnico che ha fatto il sopralluogo. E questo comportamento mio, se non vado a firmare il compromesso praticamente, mi chiamerà ai danni che ne deriveranno. Allora, Ora, io avvocato. Sì, sono stata chiara. facciamo rispondere l'avvocato, perché in effetti, cioè, trovare questa sorpresa sgradita non è bello, anche perché secondo quanto ci dice la nostra telespettatrice, insomma, la presenza di questo pozzetto era stata nascosta, ecco, era stata un po'... Mi scusi, non so se l'ho detto, ma io ho una figlia allergica alla muffa. Certo, anche questo ancora di più. Allora, avvocato. Allora, sicuramente sì, si può risolvere qualsiasi tipo di accordo che voi avete fatto. Non avete ancora firmato il compromesso, ma anche... La sento malissimo. Pronto? Allora... Mi sentite? Grazie. Comunque facciamo rispondere l'avvocato, se ci può ascoltare anche, non so, lei ci guarda attraverso internet, signora, se ci chiama da Milano sicuramente ci sarà ascoltando in streaming. La sto ascoltando dal telefonino. Se ho ben capito mi chiede se ho già stabilito quando fare il compromesso. Il compromesso non è stato firmato, stavo dicendo che intorno qualsiasi tipo di al atto, 19, quindi oggi, perché aspettavamo la lettera. Allora, state parlando insieme, forse non riuscite a capirvi. Sì, non so se in studio si sente. In studio la sentiamo, avvocato. Quindi... Qualsiasi atto, non soltanto il rogito notarile, quindi l'atto definitivo, ma qualsiasi atto, compromesso o preliminare, possono essere risolti naturalmente. Anche questo diciamo, mandato che voi avete dato, e sicuramente avete già dato un anticipo, avete fermato questa proposta, diciamo, di acquisto presso questa agenzia. Ovviamente, se quello che vi è stato propagandato, cioè vi è stato offerto un immobile con delle qualità che poi si è scoperto non avere, perché i vizi occulti solitamente si scoprono dopo l'acquisto, qui per fortuna li avete scoperti prima dell'acquisto. Se praticamente questi vizi di cui mi avete detto sono tali da inficiare, cioè voi volevate una casa, ma avendo scoperto che c'è questo pozzetto, che ci sono questo manufatto che sicuramente ritenete che vi porterà, diciamo, dei disagi e che sicuramente voi non ne eravate a conoscenza prima di contrattare con questa agenzia, sicuramente questo è un atto che deve essere risolto e naturalmente nessuno vi può chiedere il risarcimento del danno, perché vi sta vendendo una cosa con delle qualità che, se voi le aveste sapute, giammai avreste interessato l'agenzia per l'acquisto. Quindi, se ci sono questi presupposti che vi ho detto, sicuramente voi potete non procedere all'acquisto e nessuno vi può venire a chiedere alcunché. Certo, avvocato, visto che c'è questo atteggiamento, per come ci ha detto la signora, da parte dell'agenzia di chiusura, no? Perché a quanto pare vogliono, tra virgolette, obbligare la signora a fare questo compromesso, forse è meglio far scrivere anche da un legale. Ecco. No, sì, la signora, la telespettatrice, deve fare scrivere, mi sembra che una specie di diffida l'abbia già fatta all'agenzia, deve far scrivere all'agenzia da un legale, quindi diffidandole da portare oltre, diciamo, quest'accordo per stipulare il compromesso di vendita di questo immobile,
specificando naturalmente quali sono i vizi che si sono rilevati e naturalmente diffidandolo appunto che se non si risolve naturalmente richiede anche il risarcimento del danno, lo chiede la telespettatrice. Contestualmente dovrebbe naturalmente la telespettatrice tramite il proprio legale, siccome si può fare anche in questo periodo di emergenza sanitaria online, presso qualunque Camera di Commercio, una mediazione, cioè questo difetto che lei ha rilevato, questa causa di risoluzione di questo accordo che c'è stato con l'agenzia, lo dovrebbe portare in mediazione, quindi una mediazione in cui va a chiedere la risoluzione in mediazione, cioè bonaria, fuori dal tribunale, per le motivazioni che ha detto, perché praticamente gli è stata presentata un'abitazione, un immobile che naturalmente ha degli aspetti pratici, oggettivi, che se fossero stati conosciuti giammai avrebbero indotto la telespettatrice a contrattare per l'acquisto. Quindi diffida e poi mediazione, in modo che avvia subito, anche in questo periodo, gli uffici pubblici di mediazione quindi funzionano comunque. Certo, online chiaramente bisogna sempre mantenere le tutto distanze. online naturalmente. Gli è uffici chiaro. di mediazione poi agiscono in teleconferenza, in conference call, per cui anche le controparti possono parlare e possono vedersi, e quindi ecco, Certo, ogni controversia può essere e ogni motivo di dubbio può essere dissipato, ecco, a vista, sempre a distanza. sicuramente. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Io sono da Rossano. Da Rossano, benvenuto intanto, prego. Vorrei chiedere all'avvocato, Sì, siccome io sono andato in pensione con quota 100, sì. avendo 39 anni e 24 giorni di contributi, più il militare. Io ho chiesto la contribuzione, sono andato in pensione normale da agosto. Poi ho chiesto, siccome mi servivano i soldi per il TFS, e l'ho chiesto a un'agenzia, di cui abbiamo chiesto all'INPS effettivamente il resoconto. E l'INPS mi ha risposto di avere 33 anni di contributi e non 39 e 24. Quindi mi liquiderà 33 anni di contributi per il TFS. Gli altri 6 anni mi ha detto che me li deve erogare il comune, io sono un impiegato comunale. Quindi poi il comune mi dice che mi devo dare l'INPS, l'INPS me lo deve dare il comune. Secondo lei chi me li deve dare questi, poi mi deve liquidare questi 6 anni? Lei è sempre stato un impiegato... Sono stato... Ecco, sempre stato impiegato comunale, ha fatto altri... Sempre dal 1980. Quindi lei è andato in pensione... Però i 6 anni sono stati, diciamo, i giornalieri, loro gli hanno detto. Ho capito. Allora, avvocato, ci mancano 6 anni. Comunque, sì, i contributi comunque sono stati versati dal datore di lavoro. Quindi, semplicemente, queste annualità vi devono essere naturalmente corrisposte da chi materialmente detiene questi contributi. Se il comune ha versato all'INPS i contributi vostri per la pensione, sicuramente con un'istanza di accesso agli atti vi darà la schermata, no? e quindi stamperà praticamente tutti i pagamenti che ha fatto in vostro favore all'ente, quindi per farvi maturare la pensione. Se l'INPS li ha ricevuti, vi darà la schermata, sempre con un'istanza di accesso agli atti amministrativi che ricordo è gratuita, e praticamente vi dimostrerà che questi soldi non sono stati incassati oppure sono stati rimborsati al datore di lavoro. Però da questo ne dobbiamo uscire, perché chi ve le deve dare, chi è in possesso dei contributi ne supera. Però qui il problema è che non sappiamo dove sono. Avvocato, io devo dare la linea alla regia, al nostro Luca Achito, torneremo tra pochissimo.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare insieme a voi, insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, che è in collegamento, ecco, video, che adesso, ecco, la vedo, avvocato. Allora, è stato varato, insomma, in questo periodo di emergenza coronavirus, questo decreto del governo, il Cura Italia, perché proprio per evitare i rischi di contagio molte attività sono ferme, molti negozi sono chiusi, insomma c'è una ripercussione anche per quanto riguarda l'economia. Per carità, noi diciamo sempre la prima cosa è riuscire a trovare una cura per il Covid-19 e quindi bisogna davvero sostenere i sanitari che stanno facendo dei turni massacranti nei nostri ospedali per dare assistenza appunto ai malati. Però c'è anche l'altra parte, quella economica, ci sono molti lavoratori che in questo periodo sono a casa, quindi ci sono delle misure per diciamo alleviare questa situazione. Avvocato, ne parleremo tra poco perché vedo che abbiamo già un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera, ce la faremo tutti quanti. Sicuramente signora, mi piace questo ottimismo e io l'abbraccio da lontano. Ho 70 anni, però diciamo mi sollevo un po'. Mi fa piacere, dobbiamo avere tutti questo spirito signora e dare il nostro contributo e noi lo ripetiamo rimanendo a casa. Vorrei fare una domanda all'avvocato. Prego signora, prego. Allora, avvocato, ho sentito dire del bonus che danno alle ragazze che continuano a lavorare, perché sento che mia figlia a casa non ha internet, quindi lei ancora sta andando a lavorare. Sì, Ma sì. deve essere mia figlia a fare la domandina oppure il datore di lavoro? Allora, sono 100 euro se non sbaglio, avvocato. Sono 100 euro per chi è una misura che praticamente adesso per marzo, poi continuerà per aprile e speriamo poi che cessi tutto ciò. Va in automatico, non bisogna fare, per il semplice fatto che la lavoratrice o il lavoratore dipendente lavorano a marzo, troveranno nella busta paga 100 euro in più. È un automatismo di legge. È ovvio che il datore di lavoro, che verrà a sua volta rimborsato, che fa questa certificazione, però diciamo sua figlia, se continua a lavorare, non deve, nessun adempimento è a carico di vostra figlia. Quindi insomma in busta paga poi troverà queste 100 euro in più ed è una delle misure, grazie signora per la domanda intanto, e per la fiducia, no, che trasmette e l'ottimismo, è una delle misure appunto contenute in questo decreto del governo Il Cura Italia. Ci sono diverse... Forza! Certo, buon proseguimento. Grazie, grazie, un abbraccio davvero di cuore signora. Ci sono diverse misure, alcune fanno anche discutere avvocato, ad esempio come lo stop ai versamenti, però fino a venerdì, c'è una scadenza, i versamenti parliamo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, i premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza, che erano in scadenza al 16 marzo, c'è questa proroga fino al 20 marzo, io non so, insomma in 4 giorni avvocato, insomma che sollievo no, si può dare alle persone che si trovano in queste condizioni, quindi 4 giorni di proroga, insomma è stato uno dei punti credo forse più criticati, non so se è d'accordo con me avvocato. Ovviamente, e poi... sì, sì. prego. Prego. Ovviamente non c'è nessun sollievo perché praticamente la crisi che deriva dalla chiusura delle attività e prima della chiusura nei giorni precedenti diciamo al decreto di tutti a casa, di stare tutti a casa, naturalmente già abbiamo osservato nelle settimane precedenti che praticamente c'è stato un crollo proprio dei consumi. Per cui questa breve proroga dei pagamenti rischia di fare più danno, sicuramente nessun beneficio. Ricordiamoci che per le aziende
quindi per quanto riguarda sgravi di natura contributiva e anche di incentivi per coloro che hanno dovuto sospendere o chiudere l'attività, stiamo aspettando il decreto attuativo che dovrebbe essere pubblicato il 24 marzo, quindi fra pochi giorni, in cui spiegheranno le procedure per accedere ai famosi finanziamenti e agevolazioni per le aziende che hanno dovuto chiudere o sospendere l'attività. Per cui diciamo ancora qualche giorno per avere proprio il decreto attuativo. Tutti quanti abbiamo ascoltato dalle televisioni che praticamente c'è questo fondo di garanzia che il governo ha rimpinguato con 1 miliardo di euro, ma ce ne vorranno di più, però diciamo ha rimpinguato. Questo, naturalmente questi fondi verranno naturalmente corrisposti non immediatamente con liquidità immediata alle aziende, quindi agli imprenditori, ma con la procedura mediata perché siccome sono fondi pubblici andare a vedere effettivamente con tutta una serie di documentazioni che deve essere predisposta e praticamente per quanto si legge in questo decreto non sono procedure che saranno molto agevoli nella tempistica, perché tutte le elargizioni pubbliche naturalmente si espletano quelle molto veloci dai 30 ai 45 giorni. Forse non era questa la tempistica necessaria per le aziende che stanno sull'astico e stanno chiudendo per questa emergenza sanitaria. Vedremo insomma con il decreto, poi parleremo anche dei mutui sulla prima casa, c'è questo stop. Non so se abbiamo la telefonata ancora, pronto? Pronto? Caduta la linea. Allora, avvocato, c'è anche nel decreto lo stop ai mutui sulla prima casa, ma non è in automatico, credo, e non è in automatico, per tutti. Perché questo è interessante, perché il mutuo prima casa per legge a domanda del richiedente che abbia un reddito non superiore ai 30.000 euro, quindi questo è importante, è soggetto ad una moratoria di 18 mesi. Per effettuare ciò, chi è in questa situazione, cioè mutuo prima casa, reddito non superiore a 30.000 euro, deve accedere sul sito della Consip, che è l'agenzia pubblica che intermedia con la banca che ha erogato il mutuo. Quindi anche qui c'è una procedura che non è in automatico, per cui voi vi potete rivolgere per questo modellino anche alla banca che vi ha erogato il mutuo, vi dà questo modellino, lo compilate, lo mandate in via telematica per raccomandata a questa Consip, la Consip si mette in contatto con la banca che ha erogato il mutuo e parte naturalmente questa moratoria di 18 mesi. Anche qui, come vediamo, è molto semplice a dirlo, un po' più difficile, proprio burocrazia che uccide, ad averlo. Quindi anche qui è molto buona la misura, perché la misura, ecco, diciamo, per legge si ha questa sospensione dal pagamento. Però, ripeto, sospensione del pagamento, ricordiamoci che molti mutui che sono stati, diciamo, erogati per l'acquisto di prima casa, anche molte persone che non hanno reddito, se non reddito da libera professione o da lavoro autonomo, che superavano i 40.000 euro, i 30.000 euro di reddito, adesso non lo superano più perché con il blocco che c'è stato praticamente i redditi si sono azzerati. Sappiamo benissimo come funzionano, diciamo, anche effettuare la dichiarazione dei redditi, perché la dichiarazione dei redditi, diciamo, è sempre molto posticipata all'esercizio in corso.
Per cui stiamo aspettando anche per queste fattispecie naturalmente che il governo chiarisca praticamente se questa norma è estesa, se basta una semplice autodichiarazione dichiarando che il reddito diciamo non è quello che appariva ma che si è azzerato. Stiamo aspettando ancora perché l'attuazione, quindi le modalità di attuazione ancora non ci sono, per cui stiamo aspettando di ora in ora, anzi. Certo, e noi chiaramente daremo notizie come è nostra abitudine. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Sì, buonasera. Salve. Vorrei fare una domanda all'avvocato che è in trasmissione. Da dove ci chiama? Da Rende. Benvenuto intanto, prego. Prego, può fare la domanda. Buonasera, avvocato. Io la saluto e vorrei un'informazione. Con la denuncia dei redditi ho avuto dei problemi che devo pagare e ho diviso in 4 tranche. La prima l'ho pagata in anticipo, avrei una scadenza a fine di marzo, molto probabilmente sono impossibilitato di andarla a pagare in banca perché di mattina lavoro e alcune banche sono chiuse. Se io la rimando e la terza rata la pago in anticipo, cado in sanzione? Allora, una rateizzazione... Sì, avvocato. Io non la sento. Mi sentite? Adesso sì, eccoci. Tutti i pagamenti con l'agente di riscossione, agenzia delle entrate, dovuti a rottamazione o dovuti a saldo e stralcio, sono tutti quanti sospesi. Anche con la effetto rateizzazione, retroattivo avvocato. dal 9 marzo 2020. Quindi è tutto sospeso. Quindi non anche siete... la rateizzazione... Esatto, anche la rateizzazione, tutto ciò che è in scadenza di rateizzazione, di pagamento di saldo e stralcio o rottamazione, tutte queste scadenze sono tutte sospese. Quindi l'unica accortezza che dovete avere è che man mano, ma basta che seguite i vari telegiornali eccetera eccetera, poi quando finirà, speriamo a breve questa emergenza, poi naturalmente ci saranno ampia diffusione e non ci sarà naturalmente poi il cumulo di pagamenti, perché poi verranno spostati nel tempo questi pagamenti. Quindi slitteranno le rate, avvocato? Slitteranno, sì. Quindi se ho una scadenza al 30 marzo, insomma... Sì. Potete, sì. Queste misure hanno efficacia retroattiva dal 9 marzo, quindi tutto ciò che è in scadenza dal 9 marzo in poi è tutto sospeso. Perfetto, insomma, sperando che passi presto questo speriamo brutto che passi momento. Presto, però per fortuna che c'è questa misura in modo che si è più tranquilli. Certo. Poi non so se abbiamo ancora in linea il nostro telespettatore. Non lo so. Sì, sono in linea. Quindi tutto chiaro? Ma chiaro non direi, perché l'avvocato mi ha parlato di rottamazione. Questa non è una rottamazione, è una rateizzazione. Sì, una rateizzazione. Ciò che è rateizzazione, virgola, rottamazione, virgola, saldo e stralcio, sono tutti termini sospesi. Quindi anche la rateizzazione, se lei aveva da pagare 500, l'ha rateizzata in 4 tranche. Perfetto, quindi anche questo insomma è stato chiarito, va bene? Sì. Va benissimo, la ringrazio, gentilissimo. Grazie a lei. Avvocato, sempre in questo Cura Italia, altra misura che ha fatto un po' discutere è questa indennità per gli autonomi per il mese di marzo e a quanto pare una tantum in arrivo questi 600 euro. Esatto, sì. Ha fatto discutere, fa discutere perché in effetti pensiamo alle partite IVA, ai cococò, gli stagionali del settore turismo, gli stabilimenti balneari, insomma viene giudicata insufficiente, no, questa misura. Sì. Viene assolutamente e naturalmente insufficiente, anche per
queste categorie, questa fascia amplissima di popolazione italiana. Stiamo aspettando adesso l'ultima notizia, perché praticamente c'è il click day, cioè praticamente qui si sta giocando al massacro, anche facendo intendere che anche coloro che potrebbero ricevere questa indennità di euro 600 col click day, praticamente chi arriva prima si paga, poi va ad esaurimento, cioè non si può fare in questo modo, perché già 600 euro con questa crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria, molti autonomi salteranno, nel senso che non hanno veramente il denaro per la sussistenza, perché naturalmente questo capovolgimento che c'è stato nella vita di tutti quanti nessuno la poteva immaginare. Poi voglio anche che i telespettatori sappiano che tutti coloro che sono iscritti alle casse previdenziali private, e quindi avvocati, architetti, commercialisti, ingegneri, naturalmente sono fuori ogni misura, sono totalmente fuori ogni misura, come se per queste classi di professionisti non fosse successo niente in questi giorni, quindi come se la vita fosse normale, quindi se ognuno facesse la vita normale, come se i tribunali o i comuni eccetera eccetera fossero aperti, come se la vita scorresse normalmente. Quindi diciamo che stiamo aspettando che molto probabilmente, è vero che ci sono l'emergenza salute alla primaria, però diciamo in questo decreto forse qualcuno ha dimenticato qualche classe sociale, ecco, diciamo. Beh, vedremo cosa accadrà, avvocato, anche nei prossimi giorni. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Io chiamo da Catanzaro. Benvenuta intanto, prego. Grazie. Io volevo chiedere, dottore Di Chiero, se le utenze, luce, gas, acqua, acqua, ma luce, gas e telefono sono anche queste sospese, oppure c'è qualche rischio, perché purtroppo a me hanno raccomandata poco bella, diciamo, inerente al gas. Per un errore di posta, non so se hanno minacciato un distacco entro il 29 di marzo, se posso stare tranquilla oppure no. Allora, per le bollette. Come ho detto prima, non è previsto per il telefono, però è previsto per quanto riguarda la fornitura gas sotto i 200 metri cubi, c'è scritto voi quanto avete, il vostro consumo medio. E per quanto riguarda la bolletta luce, deve essere la categoria base, cioè quella base, i 3,5 kW, per cui queste sono sospese. Quello che però io consiglio, quindi questo perché c'è nel decreto, sia gas che luce, queste categorie. Io consiglio sempre però che al gestore, se manda una diffida perché si è in morosità oppure perché si chiede il pagamento di una fattura non pagata, dobbiamo sapere che i gestori, l'area amministrativa che provvede poi all'automatico depotenziamento o distacco della fornitura, diciamo, sono uffici che non sempre parlano, per cui sarebbe una cosa, se avendo la possibilità, mi rendo conto del periodo, di mandare al gestore o al call center, andando a ricordare che c'è questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che praticamente ha stabilito per decreto, quindi è immediatamente esecutivo, il blocco delle esecuzioni, cioè il blocco dei distacchi. Ecco, questo qui, per cui fermo restando il debito, però c'è il blocco, la sospensione della possibilità per il gestore di abbassare la tensione, quindi diminuire la portata dell'utenza o addirittura staccare. Questo è inibito, questo non è possibile. Però naturalmente la telespettatrice, per essere sicura, al call center può telefonare e dire: guardate che c'è questo decreto, ma ne hanno ben conoscenza, per cui
diciamo che le lettere che stanno arrivando e arrivano dalle agenzie di recupero credito o dai gestori direttamente sono diciamo delle lettere che sono un po' datate nel tempo, magari stampate prima dell'emergenza sanitaria. Diciamo, ripeto, la parte amministrativa dei gestori non colloquia con la parte che naturalmente diciamo quella che fornisce materialmente l'energia, no? Quindi sono cose un poco diverse, per cui non possono effettuare il distacco, però diciamo una chiamata, se è possibile un fax, un'email, andando a ricordare che su quell'utenza vige il divieto, no, di distacco o di sospensione della fornitura, non sarebbe male. Mi dispiace che in questo periodo purtroppo tutto è bloccato, ma ecco perché dico, ci sono i numeri, se voi volete, ci sono i numeri però dell'autorità garante per l'energia, che sono anche in questo caso sul sito, e lì sono gli operatori, che sono tutti quanti naturalmente che sono molto adusi a queste controversie con i gestori, che la segnalazione si può fare telefonicamente anche all'autorità garante. Bisognerebbe però, ecco, avere un po' poco di dimestichezza con internet, perché si trovano anche lì, perché capisco la preoccupazione della telespettatrice, perché in questo momento, ecco, non si sa proprio quello che si deve fare, ecco, se staccano o depotenziano la luce, diciamo, questo non è il periodo migliore per certo. Sebbene, ripeto, sarebbe un abuso da parte del gestore, però poi chi ne paga le conseguenze sono sempre i poveri cittadini, ovviamente. Certo. Chiarissimo, avvocato, noi siamo quasi in chiusura, abbiamo tante altre telefonate in coda, abbiamo tempo forse per l'ultima telefonata. Pronto? Salve, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Volevo fare una domanda all'avvocato. Velocissima perché siamo davvero in chiusura, signora. Prego. Ok. Volevo chiedere, io sono un agente di commercio e volevo sapere se rientravo nel bonus delle 600 euro e se sì, qual è la procedura? La ringrazio. Voi avete la gestione separata, la cassa con gestione separata? La gestione separata, signora? Ha già messo giù, avvocato. Allora, semplicemente, se voi siete in gestione separata, sì, vi tocca, e quindi dovete effettuare tramite, vedete che dovete andare su internet, e quindi per quanto riguarda bonus 600 euro, che è un'indennità di 600 euro, cliccate su motore libero, perché praticamente è una domanda che si fa online, e praticamente ci sono già i modellini su internet dove dovete fate un'autodichiarazione praticamente, e quindi semplicemente questo, e dovete però, vi ripeto, qui c'è il click day, sui siti vi daranno ampia, diciamo, pubblicità quando è che dovete incominciare a mandare la richiesta per avere questa indennità. Insomma, chi fa prima la domanda prima viene, insomma, liquidato, avvocato. Insomma. E questo ne abbiamo parlato prima, perché che significa il click day, perché se arrivano a 50.000 domande e poi nessuno si paga, cioè diciamo non mettiamo ansia su ansia alle persone, ecco. Certo. Quindi diciamo, ecco, di ora in ora stanno rivedendo le modalità. L'importante è che per la telespettatrice, su qualunque motore di ricerca, indennità o bonus 600 euro, autonomi, e vi escono proprio i siti istituzionali. Qualunque sito istituzionale è aggiornato online, per cui sia sul modellino, su tutto quanto, per cui consiglio in queste ore, diciamo, di andare a vedere spesso, in modo che vi dicono anche esattamente quando è che si potrà incominciare, diciamo, a fare l'istanza. Grazie avvocato, siamo davvero in chiusura, come sempre la ringrazio per i preziosi consigli. Ci vedremo prossima settimana e come sempre saluto i nostri telespettatori, alla prossima, arrivederci.